delle domande più frequenti che mi pongono i genitori è proprio questa: quando portare dal dentista la prima volta il bambino? Le linee guida ministeriali dicono che un bambino andrebbe visitato tra i 18 e i 24 mesi o comunque entro i 3 anni di età. A quest'età i bambini non hanno ancora tutti i denti da latte, quantomeno non nella maggior parte, ma si riescono già ad intercettare problemi quali le carie e le malocclusioni dentarie. I dentini da latte spuntano verso i 6 mesi di età, quindi abbiamo veramente un ampio tempo per valutare se ci sono problematiche. In ogni caso, quando il bambino si reca nello studio dentistico la primissima volta, altro non si fa che fargli conoscere la figura del dentista, che deve essere un momento di gioco, un momento di divertimento con la nostra poltrona, che è un piccolo Luna Park, che con le luci si muove, spruzza l'acqua. L'obiettivo della prima visita è riuscire a contare i denti e far vivere la visita in serenità al bambino. Una piccola osservazione per garantire la salute orale del bambino: la cosa più importante in assoluto è la salute orale dei genitori, quindi cominciando con una bocca del papà e della mamma che è sana, che è tenuta ben pulita, che viene controllata periodicamente dal dentista, si riesce a diminuire drasticamente il rischio di problematiche nella dentatura dei bambini. Questo perché un genitore molto motivato a mantenere in salute il proprio sorriso sarà un genitore che chiederà più spesso il consiglio al dentista, che è la persona che si occupa dei denti, chiederà il consiglio all'igienista dentale per mantenere in salute il sorriso il più a lungo possibile, e quindi riuscirà a percepire meglio se ci sono problematiche precoci e se ci sono qualche piccolo trucchetto da inserire nella routine quotidiana del bambino, in modo che questo nostro piccolino abbia il più possibile la salute orale mantenuta nel tempo, anche quando diventerà molto vecchio.